benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Caltagirone un incendio di matrice dolosa distrugge uno storico pub di proprietà di un consigliere comunale. I 5 Stelle parlano di un vile attentato a un loro esponente e chiedono una condanna unanime. A Gela 2 spaccate in poche ore in una pasticceria e in un panificio. Per la rapina di aprile a un commerciante di gioielli, fermati 2 cugini. Le pietre preziose del valore di 100.000 euro non ancora ritrovate. A Corleone torna la mafia delle campagne, arrestati in 3, c'è anche il nipote di Rina. A Palermo, all'indomani del fermo dei responsabili del doppio ferimento di via Montalbo, l'allarme degli investigatori, le sparatorie con il Kalashnikov, opera delle giovani leve mafiose che vogliono salire ai ranghi superiori di Cosa Nostra. A Siracusa, dopo la maxi rissa tra tunisini nella borgata Santa Lucia, si riaccende l'allarme sicurezza, mentre migliorano le condizioni del giovane coinvolto nella colluttazione. Nel quartiere cresce la paura. Catania è inaugurata la monumentale rotatoria di via Fontana Rossa. Come vedete c'è anche un aereo nell'opera dedicata a tutti i piloti che hanno servito il paese. A sorpresa, protagonista a Gela, la cicogna. Oltre 50 coppie nidificano sui tralicci elettrici e il Cicogna Day racconta una rinascita ambientale. Calcio, Catania da oggi a Veronello per una settimana di ritiro in vista dei play-off che per i rossazzurri scatteranno il 17. Recupero degli infortunati e novità in fase offensiva, le priorità. Bentrovati. A Caltagirone un incendio di matrice dolosa distrugge uno storico pub di proprietà di un consigliere comunale. La denuncia dei 5 Stelle. Luca Ciliberti. Un incendio la notte scorsa ha distrutto lo storico Atlantic City Lounge Bar di Caltagirone del consigliere comunale Claudio Panarello del Movimento 5 Stelle. Pochi dubbi sulla matrice dolosa del rogo, ma saranno le indagini a chiarire meglio la dinamica dell'accaduto. Il titolare, consigliere comunale, ha presentato una denuncia, ma afferma di non avere alcuna idea rispetto alle possibili cause e all'origine del gesto. Colpiscono anche la città, le imprese della città, la parte economica, il cuore economico della città. Quando accade una cosa di questa è una sconfitta soprattutto per noi, per la città, per la società. All'imprenditore è giunta la solidarietà delle istituzioni. Per il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo è un atto di una gravità inaudita che colpisce una persona per bene, un imprenditore serio che da anni dà un significativo contributo al rilancio commerciale della città. I parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle commissioni giustizia e antimafia della Camera parlano di un attentato e affermano che in territori ad alta densità mafiosa questi gesti hanno un significato preciso e non sono gesti improvvisati da cani sciolti. Attendiamo gli esiti delle indagini, ma di fronte a un episodio che appare di matrice dolosa è indispensabile che si vada fino in fondo, senza esitazioni, per individuare responsabilità e mandanti, dicono tutti i rappresentanti istituzionali del Movimento 5 Stelle. Lo Stato deve saper dimostrare con i fatti di essere più forte di ogni forma di intimidazione. Ci aspettiamo, aggiungono, che la politica tutta faccia sentire unanime la propria voce di fronte a un attentato così vile e grave. A Gela, dalla raffica di furti lampo a 2 spaccate in poche ore, in una pasticceria e in un panificio. Oggi anche gli arresti di 2 cugini che avevano assaltato un commerciante di gioielli in una rapina da 100.000 euro. Geritalia. È un'escalation che non si ferma. In città, nel giro di appena 24 ore, 2 nuove spaccate riportano alta l'attenzione su un fenomeno ormai diventato strutturale. Colpi rapidi, mirati, con bottini modesti, ma danni pesanti per i commercianti. Un segnale chiaro, non si tratta più di episodi isolati. Il primo assalto in via Francesco Crispi alla pasticceria Peccati di Gola. 2 uomini incappucciati sfondano la vetrata, entrano e in poco più di un minuto portano via la cassa, tutto ripreso dalle telecamere. Immagini al vaglio degli investigatori. Poche ore dopo, a breve distanza, un secondo colpo su Corso Salvatore Aldisio, stavolta cambia
cambia la tecnica, accesso forzato da una porta laterale, un solo uomo, volto coperto, bottino minimo, appena 80 euro. Il registratore di cassa viene ritrovato poco lontano, abbandonato. 10 episodi di spaccata in pochi mesi, numeri che pesano più delle cifre rubate, perché a crescere è soprattutto il senso di vulnerabilità tra gli esercenti. E mentre la città fa i conti con i furti seriali, arriva una svolta su un altro fronte della criminalità. 2 arresti per una rapina ben più grave, quella ai danni di un commerciante di gioielli aggredito lo scorso 24 aprile nella zona di Mulino a Vento. Fermati 2 cugini, Nunzio e Luigi Di Noto, entrambi con precedenti. Secondo gli inquirenti avrebbero pedinato la vittima per poi colpirla, portando via una valigia con preziosi per un valore di circa 100.000 euro. Il commerciante è rimasto ferito, mentre la refurtiva non è stata ancora recuperata. Importanti in questo caso però non solo le immagini di videosorveglianza, ma anche le testimonianze dei tanti cittadini presenti sul posto, una inversione di tendenza rispetto all'omertà spesso diffusa. Questo devo dire che è un buon segnale, perché poi la rapina mentre avveniva era particolarmente violenta, perché loro volevano a tutti i costi sottrarre questi gioielli, non so se avevano idea di quanto ammontasse il valore, e lì diverse persone sono intervenute. Le indagini intanto vanno avanti, ma una cosa è chiara: la linea tra criminalità spicciola e organizzata appare sempre più sottile e la città chiede risposte prima che l'emergenza diventi normalità. A Corleone torna la mafia rurale, estorsioni, furti, danneggiamento di mezzi agricoli. 3 arrestati, fra loro anche il nipote di Rina, Adelaide Barbagallo. A Corleone resiste una mafia arcaica legata ai terreni agricoli, fatta di estorsioni, minacce, furti, danneggiamento di mezzi agricoli, a cui perfino alcuni privati si rivolgevano prima di acquistare un terreno. Sprezzante e arrogante, uno dei mezzi danneggiati è di una cooperativa che lavora in un terreno confiscato alla mafia. I mafiosi decidono le controversie per i confini terrieri e gestiscono le compravendite. Un sistema ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. L'indagine ha consentito di definire gli assetti della famiglia mafiosa di Corleone, individuando i vertici della stessa, ed ha permesso di ricostruire episodi che sono manifestazione di una mafia rurale ancora operativa. 3 gli arresti. Fra di loro c'è Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina, figlio di una sorella del capo dei capi morto in cella. Già in passato era stato arrestato per mafia e nel 2019 gli erano stati sequestrati beni per €500.000. In carcere finiscono pure Pietro Mariscalco e Mario Gennaro. Altri 3 sono indagati a piede libero. Da Corleone a Palermo una faida per il controllo mafioso del territorio e del mercato della droga. Dopo la convalida dei 3 fermi per l'agguato con feriti a colpi di pistola in via Montalbo, gli investigatori collegano fra loro le sparatorie avvenute ad aprile. Manlio Viola. C'è una vera e propria faida pronta a salire di livello dietro la sparatoria con feriti di via Montalbo a Palermo, collegata secondo gli inquirenti a tutte le altre sparatorie intimidatorie avvenute in città, soprattutto nel mese di aprile, ma iniziate addirittura a novembre scorso. All'indomani del fermo di 3 presunti responsabili del ferimento di Danilo Dignoti, bersaglio degli aggressori, e di una donna di 67 anni, una passante che si stava recando alla vicina macelleria, le indagini non sono affatto chiuse. Secondo la ricostruzione effettuata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, Giovanni e Salvatore Gioè di 21 e 20 anni e Rosario Sposito di 35 sarebbero arrivati in pieno mercato a bordo di 2 ciclomotori. Il primo faceva da apripista e avrebbe indicato il bersaglio ai 2 complici sul secondo ciclomotore. La spedizione contro Dignoti era la risposta alla gragnola di colpi, una trentina in tutto, sparati la notte prima con un Kalashnikov contro l'auto e la casa dei fratelli Gioè in via Don Minzoni. Sullo sfondo la crescente violenza delle giovani leve criminali. I colpi di mitra infatti erano già stati usati in altre 2 occasioni contro un deposito di auto da Nolo a Tommaso Natale e contro un ristorante a Sferracavallo. Per gli inquirenti è la scalata delle giovani leve violente ai ranghi superiori di Cosa Nostra, una generazione che torna appunto alla violenza come strumento di potere e non vuole restare nell'ombra. Ma Sferracavallo reagisce, anche se c'è ancora preoccupazione tra residenti e commercianti dopo le intimidazioni e le raffiche di Kalashnikov, come avete sentito, dei giorni scorsi. Adesso ci sono più forze di polizia, dicono ai nostri microfoni da Sferracavallo, ma non bastano ancora. Emanuela Corsi. Dobbiamo sopravvivere a tutto questo. Se i nostri figli ci diranno papà ma tu hai paura, ci diremo sicuramente no, noi non abbiamo paura. Noi siamo i papà supereroi. È la
risposta della società civile, che non si piega alla paura e scende in piazza per opporsi alla criminalità e dice no alla mafia. Sferracavallo, dopo le intimidazioni e le raffiche di Kalashnikov, reagisce, anche se la preoccupazione è palpabile tra i residenti e i commercianti della borgata, da sempre considerata tranquilla e che negli ultimi tempi invece è finita nel mirino dei criminali. Un po' di paura c'è, sono nato e cresciuto qui, è stata sempre una borgata bella per il mare e per tutto. In questi giorni qualcosa è cambiato a Sferracavallo. C'è più presenza delle forze dell'ordine, ma non è ancora abbastanza, ci dicono. Con le speranze che la giustizia ci aiuta e possibilmente di poter avere più controlli. La manifestazione dello scorso 2 maggio contro il racket, organizzata dall'associazione Filis, ha visto una grande partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Ancora una volta a dare l'input sono i giovani, che vogliono riappropriarsi dei loro territori e vivere nella legalità e nella sicurezza. Nel 2024 nasce Filis, un'associazione civica, no profit, apolitica, con l'unico scopo di cambiare Palermo. E lo abbiamo fatto con segnalazioni, clean up, impegno civico, impegno sul territorio. Per gli organizzatori la sicurezza non è un problema circoscritto alla borgata di Sferracavallo, ma riguarda l'intera città di Palermo, dove si assiste ad un'escalation di violenze. A Catania un giovane di 28 anni con precedenti è stato gambizzato in via dei Calici, nel quartiere di Nesima. L'uomo, raggiunto da un colpo di pistola al poppaccio, è stato trasportato all'ospedale San Marco, dove è tuttora ricoverato. Il fatto di sangue potrebbe essere scaturito al culmine di una lite sull'agguato, indaga la polizia. A Siracusa, dopo la maxi rissa tra tunisini alla borgata Santa Lucia, si riaccende l'allarme sicurezza. Migliorano le condizioni del giovane coinvolto nello scontro, mentre nel quartiere c'è chi ha paura anche di uscire di casa. Francesco Aloi. Ci sono anche ubriachi che camminano, uno è privo di uscire. Io alle 8:30, anche una volta tornavo anche più da sola con la macchina, ora non ci torno più completamente. È il secondo centro storico della città, ma sembra di essere in estrema periferia. La borgata Santa Lucia è un quartiere fuori controllo. Sì, infatti io ho paura anche a portare i bambini in piazza, perché non mi pare il caso di farli scendere, perché abbiamo anche paura. Sabato scorso qui c'è stata una maxi rissa. 3 i tunisini finiti in ospedale all'Umberto I, uno in gravi condizioni con ferite d'arma da taglio, ma adesso in netto miglioramento. Tutto sotto gli occhi dei passanti. In piazza c'erano tanti turisti quel giorno, insomma, ed è una delle solite cose che purtroppo non sono più sporadiche. Le risse fra extracomunitari soprattutto sono all'ordine del giorno. In questo quartiere, dove ci sono sia italiani che stranieri, si vive nella paura, soprattutto al calar del sole. Risse, prostituzione e spaccio di droga. I residenti chiedono aiuto, ma alla vista del microfono non tutti vogliono parlare. Qualcuno chiede di non essere ripreso. È proprio l'ambiente che non va. Ci sono molti ragazzi che vivono ai margini delle leggi, quindi dobbiamo aver paura anche a camminare, perché i reati sono all'ordine del giorno. Questo nel quartiere Santa Lucia di Siracusa. Catania aveva trasformato l'abitazione a Picanello in un deposito di armi e droga. La polizia ha arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti e naturalmente detenzione illegale di pistole e munizioni. Ancora a Catania è inaugurata una rotatoria monumentale a Santa Maria Goretti, l'essenza del volo in un'opera dedicata a tutti i piloti che hanno servito il paese. Tonino De Mana. Non è un semplice velivolo, ma è un'opera che mette in scena l'essenza, il volo. Con questa premessa è stata inaugurata la monumentale rotonda di via Fontana Rossa, impreziosita da un aereo, elemento simbolico di valorizzazione dell'area e non solo. Cerimonia e consueto taglio del nastro a Santa Maria Goretti è il nuovo punto di riferimento per chi spicca il volo da Catania. Quasi a volere dare il messaggio di un buon viaggio a chi deve intraprendere una partenza o chi sta arrivando.
Un'opera dall'elevato valore simbolico ed affettivo, come spiega l'ingegner Simone Massaro. Quest'aereo è un simbolo del legame fra la mia famiglia e l'aeronautica militare italiana e la nazione. L'aereo è un Fiat G91 su cui volò mio padre, che era per l'appunto un pilota dell'aeronautica militare e che servì l'ultima parte della sua vita lavorando qui al 41esimo Stormo. Al cuore non si comanda, concetto ribadito dal sindaco trentino. C'è un'opera per onorare il papà di Simone Massaro ed è quella cosa che vorrei segnasse anche il modo di intraprendere i rapporti con i nostri familiari. Il monumento rende onore a tutti i piloti che con coraggio hanno servito e continuano a servire ogni giorno il nostro paese. Stromboli, registrato nella notte un incremento dell'attività effusiva nell'area nord del cratere. La colata lavica intanto è avanzata lungo la scena del fuoco fino a raggiungere la linea di costa, è quanto rileva l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Altro argomento, il vino dalla vigna alla bottiglia. È la sfida dei vignaioli indipendenti che scelgono Catania per raccontarsi. Il 9 in piazza Scamacca, il sabato del vignaiolo, con degustazioni, incontri e confronti con il pubblico. Desiree Ferlito. Non solo vino, ma identità, territorio, responsabilità. I vignaioli indipendenti siciliani scelgono Catania per raccontarsi e per spiegare un modello produttivo ancora poco conosciuto, ma sempre più strategico per il futuro della viticoltura nell'isola. Al centro c'è la FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. È un principio chiaro. I vignaioli indipendenti coltivano le proprie uve, vinificano i propri mosti e commercializzano le proprie bottiglie. Da Catania la delegazione siciliana rilancia così il proprio impegno, presentando il sabato del vignaiolo, iniziativa nazionale in programma il 9 maggio che a Piazza Scamacca dalle ore 17 porterà produttori e cittadini a incontrarsi tra degustazioni, masterclass, racconti e confronto. È un meccanismo virtuoso. Io vendo una bottiglia al cliente che mi viene a fare visita in cantina, poi quella stessa bottiglia la ritrova nel ristorante quando va a cena e poi magari se la ritrova pure nel ristorante sotto casa dall'altro lato del mondo e quella bottiglia diventa sia un ricordo che anche un modo per scoprire un territorio. Un modello che continua ad attrarre nuovi produttori perché racconta un vino più leggibile, più legato ai territori, più vicino a chi lo beve. Un appuntamento che vuole avvicinare cittadini, appassionati e produttori, dando voce a chi il vino non si limita a venderlo ma lo accompagna dalla terra alla bottiglia. Appuntamento il 9 sabato in piazza Scamacca a Catania. A Gela, dalla zona industriale alla biodiversità, torna protagonista la cicogna. Oltre 50 coppie nidificano sui tralicci elettrici. Il Cicogna Day racconta una rinascita ambientale. Geritalia. A Gela, dove per decenni il paesaggio è stato dominato dall'industria, oggi a prendersi la scena sono le cicogne. Un ritorno che ha il sapore della rinascita ambientale e che viene celebrato con il Cicogna Day, una giornata interamente dedicata all'osservazione di questi uccelli, simbolo di biodiversità. Qui, nella piana di Gela, le cicogne hanno trovato un habitat favorevole, arrivando a nidificare persino sui tralicci dell'energia elettrica, un fenomeno che senza interventi mirati avrebbe potuto rappresentare un rischio. La piana di Gela è la colonia più grande d'Italia di cicogne, questa è una cosa importante. Dobbiamo anche dire che quest'anno, lo scorso anno, abbiamo firmato una convenzione tra la Regione, l'ente gestore della riserva del Biviere, la LIPU, e l'Enel Distribuzione, perché come vedete le cicogne nidificano sui pali tralicci dell'Enel, che sono i tralicci della media tensione. Abbiamo fatto questo accordo in cui l'Enel si impegna a ridurre gli impatti ambientali di tutti questi pali, perché a volte le cicogne muoiono per elettrocuzione o per impatto sui cavi. Quindi l'Enel nazionale, per la prima volta in Italia, sta facendo anche quest'altro progetto a Gela. Un impegno portato avanti anche dalla LIPU nella riserva del Biviere, che ha trasformato l'area in un modello di tutela ambientale. E proprio grazie al progetto Geloi Wetland, dedicato alla ricostruzione delle zone umide, è arrivata anche una menzione ministeriale, un riconoscimento che premia un territorio capace di reinventarsi. Intanto nella vicina Niscemi si lavora per ampliare la rete dei paesaggi attivi, candidati al Premio Nazionale Paesaggio 2026, un percorso che guarda al futuro partendo proprio da qui, dalla natura che ritorna.
Bellissima, a Gela. Adesso è il momento della nostra pausa e subito dopo il calcio. Da oggi Catania in ritiro a Veronello per preparare l'esordio negli spareggi salvezza e poi l'editoriale. State con noi. Catania da oggi a Veronello per una settimana di ritiro in vista dei play-off che per i rossazzurri scatteranno domenica 17. Attenzione alta su infortunati e possibili novità in fase offensiva. Francesco Triolo. Un richiamo forte all'unità di intenti per ricompattarsi e affrontare i playoff con l'obiettivo dichiarato di vincerli. Mimmo Toscano, alla vigilia della partenza per Veronello, ha fatto il punto della situazione in casa Catania. I rossazzurri si alleneranno per 6 giorni in Veneto, dove disputeranno anche 2 amichevoli, una delle quali con una squadra del girone A di Serie C. Durante il ritiro l'attenzione sarà focalizzata anche sui tanti infortunati e acciaccati. L'obiettivo è il recupero, ma senza forzare. Dopo questi 2-3 giorni che faremo là di ulteriori valutazioni e prendendoci meno rischi possibili, potremo dire chi potrà essere disponibile per la prima gara di playoff. Ho buone sensazioni su tutti. Poi è normale che 15 giorni, per questo noi dobbiamo portarli gradualmente senza prenderci nessun rischio fino alla gara ufficiale del turno di playoff. Che sarà il 17 maggio, quindi ci sono 12 giorni per lavorare sui recuperi, ma anche su altri aspetti, anche nuovi, legati al sistema di gioco, soprattutto per rendere il Catania più pericoloso in fase offensiva. Fare qualcosa di diverso per essere più prolifico, più determinato in fase realizzativa, curare più l'aspetto offensivo e della determinazione nel determinare la mole di gioco che dovrai produrre. Su questo ci siamo soffermati, perché le altre caratteristiche, le altre certezze che non l'ha mai persa questa squadra. E quindi osservati speciali saranno gli attaccanti da Caturano alle condizioni Forte e Cicerelli, oltre che di Rolfini, che entrerà gradualmente in gruppo, non avendolo rischiato contro l'Atalanta Under 23. Due parole anche noi sul grande campione Alex Zanardi. Stamattina ci sono stati funerali a Padova con centinaia di persone a salutarlo, ammirate, commosse, come sempre dal giorno della sua morte. Vogliamo parlarne anche noi, anzitutto perché Alessandro, come lo chiamavano gli intimi, è stato promotore e protagonista nel 2021 della staffetta Obiettivo Tricolore, arrivata fino a Catania dopo aver attraversato l'Italia da nord a sud. Non era solo una manifestazione sportiva, era un modo per dire che lo sport paralimpico non resta chiuso dentro le competizioni di nicchia, ma attraversa le città, incontra le persone e il 25 luglio del 2021 il testimone finale è arrivato da Messina a Catania, accompagnato dalla ciclista catanese Francesca Caruso. E poi ricordare Zanardi sempre sorridente, invincibile nel suo handbike, con 4 ori e 2 argenti paralimpici, 12 titoli mondiali su strada, con il suo credo ispiratore dei 5 secondi. Lo sapete? Diceva, quando sono allo stremo e penso di non farcela più, mi dico, dai, solo altri 5 secondi e ritrovo volontà e energia per andare avanti e possibilmente vincere. E lui vinceva. Ecco, ricordarlo significa mettere in evidenza una cosa speciale che Alex ci lascia fra le tante che sono già state dette e che riguarda anche noi, direi tutti noi. La vita è come il caffè, diceva, non basta mettere lo zucchero, devi girare il cucchiaino. E lui sapeva come farlo girare e come. E se ci pensate un attimo, è veramente un suggerimento che ci riguarda. Come ha fatto Zanardi da straordinario campione, anche noi nella nostra vita quotidiana, senza essere eroi, potremmo imitarlo. Serve agire, non restare immobili. Ciao campione e grazie. Ci fermiamo qui, buon pomeriggio.